Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma, penalty play, ok, la curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Tortorici allo schermo, il canale è giusto, bro. Manda a segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commenta il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma, penalty play, ok. La curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Telespettatori di Gold 78, ben ritrovati, buon pomeriggio per il consueto spazio del pomeriggio dell'approfondimento dedicato allo sport, al calcio in modo particolare, in onda qui su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, ogni pomeriggio da lunedì al venerdì tra le 14:30 e le 15:30 tra un caffè e un digestivo. Abbiamo due ospiti, tra poco ve li vado subito a presentare, tra l'altro oggi è una puntata un po' particolare perché per i minuti iniziali la dedicheremo chiaramente al grande big match di questa sera allo stadio Angelo Massimino tra Catania e Trapani. Vado subito a presentare i nostri ospiti, partiamo dal campionato di eccellenza, partiamo con Daniele Pandolfo del Pro Favara. Ciao, come stai? Ciao Ettore, buonasera a tutti. È finito il campionato, rilassato finalmente. Sì, adesso bene. solo vacanza. Adesso solo vacanza, abbiamo concluso la stagione alla fine nel migliore dei modi. E vedremo che cosa succederà adesso dopo, Esatto. perché poi inizia il calciomercato, tanto per Esatto. cambiare. È finito il campionato anche per i neri Mister Bianco, Francesco Insanguine, ciao caro, come stai? Buonasera, tutto bene. È finita anche per te questa Sì, lunga sì. stagione, Sì, sì, campionato di media classifica, però anche forse con qualche medio cosa in alta, più. diciamo medio medio alta, alta. infatti. Io credo che comunque sia stata sostanzialmente una buona stagione. Sì, tutto sommato sì, anche perché più che altro la società guarda alla crescita, Bravo, non bravo. si guarda proprio al risultato di per sé. Abbiamo avuto una crescita, già Bene. la società se l'anno prossimo riuscirà a fare un punto in più di quest'anno sarà un successo. Perfetto. L'umiltà è sicuramente una delle cose più importanti nel mondo del calcio dilettantistico e spesso e volentieri ce la dimentichiamo. Voglio dare modo adesso di conoscere i nostri contatti, per chi volesse mettersi in contatto con noi abbiamo una schermata, eccola qui, grazie alla regia guidata oggi da un trittico che più tardi vi vado anche a nominare, 328 5358 101 e poi eventualmente un indirizzo email format tv penaltyplay@tiscali.it. Allora, questa sera stadio Angelo Massimino, voglio sentire una battuta veloce con i nostri ospiti, il loro potenziale pronostico e poi avremo modo anche di sentire la voce di Lucarelli e Calori e poi subito dopo un contatto diretto con Gianluca Virgilito che come tutti ben sanno qui a Penalty Play il mercoledì occupa uno spazio importante perché parla di Lega Pro. Daniele, come andrà secondo te questa partita? Ma il Catania vince, dai, 2-1. No, vabbè, non è che me la devi dire da tifoso in questo senso, dammi una situazione tecnica, secondo te ci sono le potenzialità per vincere la partita di oggi? Assolutamente, sicuramente lo stadio sarà una bolgia, e Sì. quindi il Catania ha un uomo in più a suo favore, c'è il tifo, e quindi per me è uno perché... Però la squadra non è male, dai, possiamo dirla questa cosa. Sì, no, il Catania ha costruito una buona squadra, anche i punti che ha fatto durante la stagione, secondo me ha fatto una grande stagione. Ho capito. Oggi sarà, se sarà brava. Vedremo. Francesco, invece per te come andrà questa partita? Non mi dare il pronostico, non mi interessa, io voglio sentire assolutamente. un'idea tattica, tecnica. Sicuramente da catanese mi auguro che vinca il Catania, Vabbè, certo. anche se andando ad analizzare, certo non sarà una partita facile, il Trapani è squadra quadrata, allenata Certo, da un certo. ottimo allenatore, retrocesso se non ero dalla Serie B. Sì.
Infatti i punti non sono molto meno di quelli del Catania. È vero, è vero. Quindi sarà una dura, partita ma il Catania, difficilissima. come diceva Angelo, avrà un uomo in più in campo, che sarà il pubblico. È vero, Come sempre, è vero. Catania. Generalmente il pubblico in queste categorie è veramente l'uomo in più. Allora ragazzi, siccome questa è una trasmissione tra un caffè e un digestivo, tu che prendi caffè, digestivo? Caffè. Ecco qua per te Grazie. il caffè che ci è arrivato qualche minuto fa. Io prendo caffè, tu che Io prendi? caffè. Tu prendi anche il caffè, eccolo qui il tuo caffè, io prendo anche il mio e non mi posso lamentare perché me lo preparano sempre qualche minuto, anche qualche secondo prima di andare in onda. Nel frattempo ci guardiamo insieme le interviste di Calori e di Lucarelli, praticamente a poche ore da questo incontro importantissimo questa sera allo stadio Angelo Massimino. Penso che è una partita che c'è poco da caricare, è una partita importante, davanti sarà una cornice di pubblico importante, come ho detto ai ragazzi. È la partita che dobbiamo giocarcela con forza, serenità, ma soprattutto convinzione di andare a Catania, non giocare e vivere lo spettacolo, ma giocare per vincere, chiaramente. Questa è una partita dove credo che un giocatore desideri che ci siano queste partite qua. Io penso che per caricarla la motivazione deve essere indipendentemente, però va sempre preparata, va sempre vissuta, come si arriva alla partita. Sono andati bene una settimana, hanno fatto un buon allenamento, ci siamo preparati e siamo pronti per affrontare questa partita importante per noi. Chiaramente lo è per Catania, lo è per noi, è per tutti, quindi dobbiamo assolutamente cercare di avere quel piglio giusto per cercare di portare a casa una partita bella anche da vivere, sicuramente. Siamo arrivati a giocarci, siamo tre squadre che in qualsiasi giorno siamo state prime, quindi evidentemente si aveva fatto un campionato importante, quindi giocarsela alla pari, perché siamo quasi alla pari, è una cosa, deve essere un motivo di orgoglio principalmente. Dobbiamo concentrarci su quello che è il nostro impegno, perché è un impegno molto importante e determinante per quello che è il proseguo, sia la blindatura del secondo posto, che comunque è un obiettivo che va bypassato, perché noi l'obiettivo minimale della stagione era quello di confermare le previsioni di tutti che davano 3 squadre in lotta per vincere il campionato, con noi leggermente indietro dalle previsioni di tanti tecnici e tanti addetti ai lavori, e invece abbiamo ottenuto, diciamo, tutte e 3 le squadre questo obiettivo, cioè di rispettare i pronostici. Paradossalmente, quando una squadra ha un risultato solo e prepara tutta la settimana con un risultato solo, secondo me ti dà dei vantaggi, no? Non è che devi stare a fare molti calcoli, quindi sì, da una parte può darsi che sicuramente non venga parcheggiato un pullman davanti alla porta, come invece è successo con la Juve Stabia, ma troveremo una squadra che di suo è comunque già portata a giocare, quindi questo vorrà dire, sulla carta potrebbe dire che anche per noi avremo i nostri spazi per poter giocare, per poter sviluppare il calcio, soprattutto nel reparto avanzato, dove abbiamo molta gamba e dove ci va più a genio. Beh, sicuramente sarà una grandissima partita, ne siamo pienamente convinti, una partita difficile da entrambi i lati, sicuramente il Catania deve vincere, così come anche il Trapani, se no altrimenti sarà costretto sicuramente ad abdicare definitivamente al secondo posto. Insomma, sicuramente questa sera vedremo un grandissimo incontro, ne siamo pienamente convinti, ci sarà lo stadio stracolmo, e adesso per capire effettivamente a poche ore di distanza dall'inizio della partita l'umore della piazza abbiamo in collegamento Gianluca Virgillito. Gianluca, buonasera.
Buonasera Ettore, buonasera ai tuoi ospiti e a tutti gli ascoltatori. Allora Gianluca, diciamolo pure, sarà veramente un super big match per la Lega Pro? Che atmosfera regna a poche ore dalla partita? Ma io ti do un dato che deve essere indicativo: 17.000 biglietti venduti, ricordiamoci anche la giornata rossa-azzurra, quindi parlano anche gli abbonati. Credo che questo dica tutto sull'atmosfera che si vive, c'è grande attesa, trepidazione. Riposa invece il Catania ha la possibilità di portarsi sul -1 proprio dalla capolista, quindi veramente sensazioni positive, si torna a respirare aree di gran calcio a Catania, sì. Senti Gianluca, abbiamo già conferma sulla formazione che scenderà in campo da parte di Lucarelli? Assolutamente sì, le indicazioni ci sono pervenute anche per quanto riguarda il Trapani. Diciamo che il Catania ha perso una conferma totale di quelli che sono gli 11 poi titolaristici di questo torneo. Se vuoi ti do proprio la probabile formazione. Assolutamente sì, vai. E allora ti do l'11 che dovrebbe essere l'11 titolare. Pisser in porta, naturalmente Blondet confermato a destra, con Aia, Bogdan centrali, Bogdan che rientra, Marchese a sinistra favorito sul Porcino, Lodi, Biaggianti e Mazzarani in mezzo al campo, e poi il tridente composto da Baritic, Curiale e Mannè. Dunque si conferma tutto anche in zona offensiva, potrebbe esserci l'inserimento di Russotto, diciamo c'è qualche dubbio sotto questo punto di vista tra Mannè e Russotto. Vediamo poi se Lucarelli alla fine opterà per confermare il talentino, il giovane ragazzo, oppure se invece preferirà io credo che comunque anche l'utilizzo eventualmente di Russotto a partita inoltrata potrebbe essere una chance in più magari per la squadra catanese, no? Per eventualmente ulteriormente scardinare la difesa del Trapani. È vero, anche se ti devo dire, Mannè sotto questo punto di vista a partita in corso anche lui potrebbe essere uno che spacca la partita, quindi indipendentemente da chi viene messo in campo dal primo minuto, poi in panchina ci sono delle risorse che poche squadre in Serie C si possono permettere. Lo stesso Trapani probabilmente invidia un po' la panchina dei rossazzurri. 17.000 biglietti, quindi vuol dire che non è più una partita di Lega Pro, ma è una super partita quasi da Serie A, perché insomma in Serie A certe volte sono anche di meno gli spettatori. È vero, anche in Serie A sì, ci sono veramente numeri impietosi. Invece questa gara dimostra che si affrontano due squadre che con questa categoria hanno davvero poco a che fare. È sicuramente un derby, quindi le aspettative, come dicevamo anche in apertura di questo collegamento, sono quello che sono. Poi mettici anche che è un match che ti decide le posizioni di altissima classifica, quindi il dato diciamo è presto dato, no Ettore? Quindi 17.000 spettatori che potrebbero anche aumentare, la prevendita presumo si fermerà proprio pochi istanti prima dell'inizio del match, quindi potrebbero anche incrementarsi. Certamente. Bene, allora Gianluca, tutti uniti per questo Catania, ma soprattutto per questa straordinaria partita, questo straordinario evento, avranno molti occhi puntati addosso, soprattutto gli addetti ai lavori avranno modo di vedere di che pasta è fatto questo Catania, ma anche indirettamente di che pasta è fatto questo Trapani. Assolutamente sì, credo che i primi a guardare questo match saranno quelli del Lecce, che riposano, hanno riposato in questo turno e vorranno capire se c'è una delle due squadre che se la può giocare fino alla fine. In particolare c'è ovvio il Lecce ti farà Trapani quest'oggi perché è già distante dalla compagine salentina, ti faranno Trapani per tutta una serie di motivi, anche per gli screzi che si sono accumulati durante il corso di quest'annata. Se vuoi ti do anche qualche informazione sul Trapani, così in modo mi sembra giusto, ci ascoltano e ci vedono anche da Trapani, quindi è doveroso dare anche qualche informativa per la squadra trapanese. Vai! E allora ti dico che a vantaggio del Catania mancano 4 pedine al mister Granata Calori, Campagnacci e Minelli che sono comunque delle alternative, ma soprattutto Visconti e Polidori che nella seconda metà di campionato, dopo la cessione di Reginaldo, è stata la punta su cui si è poggiata la compagine trapanese. Quindi due assenze importanti: Visconti sull'out mancino, Polidori in attacco. Per quanto riguarda la formazione, Furlan ovviamente è il posto assicurato tra i pali del Trapani, Fazio, Pagliarulo e Silvestri che compone questa difesa a 3 che poi in realtà in determinate fasi si trasforma anche a 5, lo sappiamo, no? Penso per 5-2 spesso è un modulo soggetto anche a variazioni in base alla fase
di gioco. Marras, Scarsella, uno degli ex, Corri, Palumbo e Rizzo in mezzo al campo, con Murano ed Evago tandem in mezzo attacco. Questa dovrebbe essere la formazione. Per quanto riguarda il Trapani, si cercherà di gestire una partita conservativa, bisogna vincerla, ovviamente l'ho detto anche Salvatori, così come mister Calori nel pre-gara, però bisogna anche stare attenti, perché il Catania quando gli presti il fianco ti sa punire, quindi sarà un Trapani molto accolto e il Catania deve stare attento a non sbilanciarsi, a colpire nel momento giusto. Perfetto, grazie a Gianluca per le tue ultime informative riguardo a questo big match. Noi chiaramente diamo appuntamento insieme a te a mercoledì, dove avremo modo anche di parlare nel dettaglio appunto anche di questa partita. Grazie Gianluca. Grazie Ettore, un saluto a tutti, grazie mille. Grazie Gianluca Virgillito, che così ci ha raccontato questo big match a poche ore dal suo inizio. Abbiamo adesso una schermata dove vengono semplificati anche i prossimi incontri da parte del Trapani, da parte del Catania e anche da parte del Lecce. Questo ci servirà anche per capire bene dove potremmo andare. Chiaramente il Lecce sta riposando in questa giornata, ci sarà questo Catania-Trapani, poi che cosa succederà? Andremo a Matera ed infine concluderemo il girone di ritorno in casa contro il Rende, mentre il Lecce giocherà domenica prossima in casa con la Paganese e poi concluderà la stagione a Monopoli. Battuta veloce, diciamolo pure Francesco, che il Lecce potrebbe perderlo solo loro questo campionato. Ma sai, Ettore, non ha un campionato così semplice. Beh, diciamo che con la Paganese potrebbe essere facile, forse sì, è più difficile col Monopoli. Bisogna vedere come si ci arriva. L'ultima gara magari sarà dura vincere. Dobbiamo aspettare altri 7 giorni, o sì. giù di lì. Mentre invece comunque è anche vero che noi dobbiamo andare a Matera dopo questo incontro e questo potrebbe complicare un po' tutto, Daniele? Può mettere pressione Catania vincendo soltanto oggi a Lecce, secondo me. Vince oggi e mette pressione al Lecce, perché poi non ha più niente da perdere Catania. È vero, è vero. Bene, amici sportivi catanesi, chiudiamo quindi questa parentesi all'interno di Penalty Play sul Catania e in modo particolare sul big match di questa sera all'Angelo Massimino, con un Trapani che sicuramente venderà cara la pelle. Chiudiamo questa parentesi dedicata alla Lega Pro e apriamo invece quella del mondo dilettantistico. Ieri, come tutti ben sanno, è stata inaugurata la nuova stagione di Penalty in onda su Gold 78 ogni domenica tra le 19 e le 21, stagione che è partita leggermente in ritardo, conta poco perché comunque continueremo a raccontare soprattutto i playoff e i playout che partiranno domenica prossima proprio per tutti i campionati del dilettantismo siciliano, anche se la Serie D avrà ancora 2 domeniche di campionato. Seguiremo chiaramente l'eccellenza, la promozione e anche i playout e playoff del campionato di prima categoria. Parlando di Serie D, possiamo vedere subito la classifica finale dopo la giornata di ieri. La Vibonese continua a rimanere in vetta con il Troina a 70 punti, si è fermata la Nocerina pareggiando in casa con la Gerbison, quindi sale e rimane a 68. 60 per l'Ercolanese, 57 GA Virtus, 50 Città di Gela, poi abbiamo il Messina e la Ciriale con 47, Gelbison 46 e poi tutte le altre squadre. È anche vero che il Troina l'ultima giornata giocherà proprio a Nocera e lì probabilmente si potranno alla fine concludere i pronostici su questo ingarbugliato girone I del campionato interregionale. La Vibonese è super attrezzata, Daniele, però per andare in Lega Pro, perché sulla carta era quasi in Lega Pro ad inizio stagione, poi è stata tra virgolette non ammessa al campionato di Serie C e ha disputato un campionato di Serie D, devo dire, con numeri pazzeschi. Esatto, Ettore, la Vibonese doveva essere in Serie C, giustamente, però ha una squadra, una rosa rispetto alle altre superiore, anche rispetto alla Nocerina. Troino ha fatto una grande stagione, si devono fare sempre complimenti a Pagano come l'anno scorso, ma anche quest'anno complimenti veramente, perché 70 punti con una squadra di molti giovani e tanti stranieri. Sono tantissimi, tantissimi stranieri, sono tantissimi. Però ha
fatto vedere, c'è stata anche la sua mano, si vede la mano dell'allenatore. È vero. Però è anche vero, Francesco, che il calcio ci sorprende sempre di più. La Nocerina, anche pareggiando in casa con la Gelbison, e adesso tra poco vedremo anche il servizio, ha un po' buttato al vento le sue possibilità di disputare gli eventuali spareggi. Effettivamente sì, perché a questo punto la Vibonese, mi dispiace dirlo per Pagana, però sarà forse la prima candidata a vincere questo campionato. Sì, il calendario è più favorevole. Dato che l'ultima giornata ci sarà proprio Nocerina-Troina, quindi sarà dura. Poi il calcio ci dà tante sorprese. Speriamo che anche questa volta ci dia, infatti. Vedremo cosa succederà. Si è disputato l'incontro appunto tra Nocerina e Gelbison proprio ieri, è finita in parità e probabilmente con questo pareggio la Nocerina rischia giustamente di rimanere zoppa e non sviluppare un progetto di promozione anche con le altre due squadre, la Vibonese ed il Troina. Guardiamo il servizio. Termina a reti bianche tra Nocerina e Gelbison la gara della 32esima giornata del campionato di Serie D Girone E, coi rossoneri che forse vedono sfumare il sogno della tanto ambita promozione in Serie C. Bisogna attendere il 27esimo per un'azione degna di nota, questa volta di marca rosso-blu. Meiri viene servito in profondità e crossa al centro per Chiumarulo, il quale non riesce ad indirizzare bene di testa. Ribaltamento di fronte, questa volta ci prova Roberto Vitolo, il quale impensierisce seriamente D'Agostino con un tiro cross. Lo stesso portiere della Gelbison deve in calcio d'angolo. Al 45esimo Alvino serve Baltoccini in aria, il numero 9 Molozzo però spara la palla alle stelle. Difatti questa è l'ultima azione del primo tempo, dopodiché l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Primo tempo privo di particolari emozioni. Nocerina che assume un atteggiamento molto più aggressivo rispetto al primo tempo e subito va vicino al gol con Nicola Russo, il quale però viene atterrato in aria reclamando inutilmente rigore dato che l'arbitro fa continuare. Ci prova poco dopo Roberto Vitolo, il quale si accentra e calcia, presa facile in due tempi per il portiere della Gelbison D'Agostino. Ancora Nocerina in attacco, questa volta con Diemé, il quale prova a sorprendere D'Agostino con un pallonetto. L'estremo della Gelbison però è bravo a smanacciare, palla che poi viene messa e rimessa laterale tra le proteste di rossoneri. Al 50esimo calcio d'angolo per la Nocerina, svetta Motone più alto di tutti ma mette la palla al lato. Al 58esimo episodio clou della gara, Diemé viene atterrato in area di rigore dal numero 6 Cipolletta, per l'arbitro è calcio di rigore. Piccola discussione tra Diemé e il Russo, quest'ultimo si impossessa del pallone, si presenta sul dischetto, calcia ma D'Agostino è bravo ad intuire e a parare, 0-0 che rimane preservato. Al 71esimo ci prova ancora la Nocerina, Alvino mette una palla al centro da calcio punizione, palla che viene smorzata e arriva tra i piedi di Russo, il quale salta un avversario con una finta e poi prova a calciare, palla deviata in calcio d'angolo. Nocerina non si perde d'animo e ci prova poco dopo con Russo, il quale su cross di Giacinti stacca di testa ma la palla termina tra le braccia di D'Agostino. Nocerina che nelle battute finali ci prova 3 volte, la prima con Alvino, il quale si accentra e calcia, ma la palla termina alto. La seconda con Cerome Diemé, che dalla stessa posizione calcia, ma la palla termina al lato. Infine con Roberto Vitolo, il quale penetra in aria e calcia, la palla però gli viene deviata in calcio d'angolo. Difatti questa è l'ultima occasione, la gara termina sullo 0-0. Nocerina che non deve disperarsi, infatti c'è da giocare la trasferta con noi Giorcella e la gara contro il Troina, 2 gare che possono ancora rivelarsi fondamentali per il campionato. Mega tifo a Nocera, chiaramente abituata anche a giocare in Lega Pro per molti anni. Sarà veramente dura sino all'ultimo. Noi chiaramente non ce ne vogliono gli amici di Nocera, ma indubbiamente tifiamo Troina sotto questo punto di vista. Abbiamo dunque parlato del campionato di Serie D, adesso affrontiamo l'approfondimento del campionato di eccellenza. 2 gironi, il girone A vinto dal Marsala ed il girone B vinto dal Città di Messina. Parliamo del girone A, guardiamo la classifica finale, il Marsala ha 69 punti, 66 per il Licata, Dattilo Noir insieme alla Nuova Città di Caccamo 61, Canicattì 55, 52 per il Mazzara, 49 per la Parmonval, 38 invece per Alba Alcamo. In classifica il Marsala è vincitore appunto del girone, vanno ai playoff Licata, Dattilo Noir e Nuova Città di Caccamo, mentre il Canicattì deve rinunciare seppur arrivando al 5° posto perché la distanza con il Licata è superiore ai 10 punti. Tra poco sentiremo tra l'altro un'intervista anche a mister Sebi Catania del Canicattì.
Parliamo di questo Marsala. Tu conosci bene questa realtà, soprattutto del girone A, Daniele. È anche vero che il Marsala ci stupisce ogni volta quando si tratta di ricostruire la squadra e ritornare a grandi livelli. Ancora una volta ha dimostrato di avere idee e quindi la prossima stagione nel campionato di interregionale potrebbe dire sicuramente la sua. Sì, te l'hai detto bene, ha costruito una squadra importante. Ha fatto il campionato che doveva fare, come l'ha fatto il Licata. Speriamo che la gente di Marsala ritorni allo stadio, perché vedere Marsala vuoto è una cosa sempre brutta. È vero, purtroppo c'è il discorso del marchio, sì, che vorrebbero quello vecchio, i tifosi. Ma l'importante è avere comunque il nome Marsala che primeggi. Quello, alla fine io dico quello, alla interregionale. fine la Juventus l'ha cambiato il logo, vabbè. però ci vanno lo stesso i tifosi. Infatti, Dispiace perché poi Marsala è una città grossissima, 100.000. È vero, sì. Vedere quasi un pochissima capoluogo di gente, provincia, voglio pochissima dire. gente allo stadio con una squadra che ha vinto un campionato d'eccellenza è davvero brutto. Però Forse perché sono stati abituati negli anni a troppi voli pindarici e poi esatto, dopo si forse rischiava sì. giustamente Forse di scendere l'anno giù. scorso in Serie D hanno subito questa retrocessione. Speriamo che l'anno prossimo faranno un progetto importante come hanno fatto quest'anno, anche per avere una terza squadra siciliana anche in Lega Pro. È vero. Francesco, invece parliamo di questo Licata, perché il Licata da quando insomma, è arrivato in panchina Campanella, finale di Coppa Italia vinta, hanno sfilato anche il proseguo in Coppa Italia nazionale. Io credo che il Licata ha tutte le carte in regola a questo punto, quest'anno, in questa stagione, di arrivare quantomeno poi a giocarsela nella fase nazionale. Il Licata ha fatto una grossa squadra, ha avuto la sfortuna di incontrare sulla sua squadra il Marsala e la sfortuna di aver magari averci pensato troppo tardi. Al cambio della guida tecnica? Io non conosco l'allenatore che c'era prima, però i fatti, i numeri dicono che dall'avvento di Campanella tutto è cambiato. Tutto è cambiato, finalista di Coppa Italia, ha vinto la Coppa Italia della Siciliana, quindi ha dato filo da torcere fino all'ultima giornata del campionato d'eccellenza. Quindi anche loro hanno fatto il loro campionato. Chiaro. Purtroppo. Tra l'altro non giocheranno la semifinale dei playoff perché il Canicattì appunto non è riuscito a classificarsi entro i 10 Comunque punti. Comunque il Canicattì è un'altra squadra che ha fatto un grosso campionato, tanto merito al mister Catania. Sì. Grossissimo campionato, purtroppo per con 55 punti non vai a fare i playoff, è veramente brutta questa cosa. È brutta, è come se è brutta. Sfortunata proprio. E proprio di Sebbi Catania parliamo, queste sono le dichiarazioni che ha rilasciato Sebbi dopo l'incontro pareggiato proprio in casa contro il Marsala. Sentiamo. Questa è una squadra che secondo me ha fatto molto di più di quello che realmente erano le loro capacità. Abbiamo preso una squadra rinnovata dall'inizio, che è una squadra che ha fatto 55 punti al primo campionato di eccellenza. C'erano tantissimi ragazzi che non facevano un campionato di vertice in eccellenza da moltissimo tempo, per cui ci sono anche delle abitudini che dovevamo cambiare, i ragazzi l'hanno fatto, per cui non parlo né di rammarico né di nulla. Oggi rimaniamo fuori dai playoff solo per una regola dei 10 punti. È una squadra che è arrivata quinta, dietro a squadre importanti, e ci sono state anche delle sorprese, vedi il Calco, a cui faccio complimenti al Dattilo, per cui alla fine io credo che questa squadra abbia fatto tutto quello che era nelle sue possibilità e forse qualcosina di più. Nulla da rimproverare, quindi ragazzi. Ma assolutissimamente, abbiamo finito la terza migliore difesa, abbiamo preso 17-18 gol in 30 partite, ragazzi che si sono comportati da professionisti. Io credo che se questa squadra non avesse avuto una società importante alle spalle, delle regole, i ritiri che abbiamo fatto con molto piacere, io credo che questa è una squadra che tutti questi punti non l'avrebbe fatto. Volevo ringraziare il pubblico di Canicattì perché sono stati sempre presenti, sempre un pubblico caloroso, ma di questo non avevo dubbi. Volevo ringraziare la società che ci è sempre stata vicina perché mi ha permesso di fare un anno importante in una piazza gloriosa. Sono stato felice nell'essere il tecnico di questa squadra, è una scelta che ho fatto con molto piacere, la rifarei altre 1000 volte, per cui io non vivo di rammarico, vivo solamente di risultati e dico che questi risultati, questo è un risultato importante che hanno conseguito i ragazzi, che l'abbiamo conseguito tutti assieme, per cui si va avanti.
Beh, sicuramente c'è tanta amarezza nelle dichiarazioni di Sebi Catania, ma rimane comunque un grande campionato. Perdere i playoff anche a 55 punti sicuramente fa male, però io credo che la società ha la mentalità, così come anche la mentalità vincente di Sebi Catania. Pertanto quest'anno è andata così, ma avranno già pensato probabilmente di ritentarci tutti insieme la prossima stagione. Secondo te, Daniele Canicattì ha fame di calcio, di quel calcio importante? Sebi è la persona giusta, l'ambiente è quello giusto, credo che la dirigenza sotto questo punto di vista la prossima stagione vorrà assolutamente ritentare di vincerlo questo campionato. Hai detto bene, assolutamente. Canicattì ha dimostrato quest'anno che ha fame di calcio, anche la piazza, riempiendo nei big match lo stadio, sempre 1000 spettatori. Ha una società dietro grossa, importante per l'eccellenza, l'ha detto nell'intervista del mister Sebi Catania, che poche squadre d'eccellenza ci sono come Canicattì, che con questa società che fanno durante la settimana un doppio il mercoledì, no, l'eccellenza è impensabile, soprattutto qua in Sicilia. Sì, assolutamente, una squadra di Lega Pro. Secondo me sono persone anche che vogliono fare calcio, a Canicattì cercheranno di costruire in quei punti giusti, di sistemare la squadra per cercare di fare un campionato di vertice, secondo me, perché hanno le possibilità di farlo. È vero. Per quanto riguarda i playoff, il Licata giocherà direttamente la finale di girone, mentre la semifinale sarà tra Dattilo Noir e la squadra del presidente Gammino, ovvero la nuova città di Caccamo. Francesco, tu come vedi questa situazione playoff? Certamente il Licata è già un po' più avanti rispetto alle altre due squadre, però sarà sempre una finale playoff. Quindi... Sicuramente le partite bisogna giocarle. Bravo, finalmente poi, una parola giusta da mister. E poi voglio dire, le gare secche magari, dico questo perché l'anno scorso l'avendo su di me noi non eravamo nemmeno considerati. Eravate quinti nei playoff. Quindi siamo arrivati quinti, poi abbiamo quinti e poi avete vinto tutto contro tutti. Sono gare secche, là chi ha più fame, chi ha più voglia magari va oltre l'ostacolo. Certo, però sono gare sicuramente secche, il Licata è la favorita. Certo Francesco, sono gare secche, però è anche vero che il Licata chiaramente ha sempre un doppio risultato, stesso discorso della Dattilo nei confronti della Caccamo. Ma a volte questo è controproducente, perché magari non danno di mister perché non ci credo assolutamente, ma magari i ragazzi si cullano del fatto di avere il doppio risultato e poi può succedere di tutto in gara. Soprattutto in un campionato di eccellenza dove sicuramente le emozioni non mancano ed è stata veramente una stagione intensissima, soprattutto in questo girone A. Parliamo invece adesso del girone B, che come tutti ben sanno è stato vinto dalla città di Messina di mister Furnari. Guardiamo la classifica, grazie regia. Città di Messina con 74 punti, poi a seguire Città di Sant'Agata 67, 65 per il Città di Scordia, 64 per il Biancavilla, 60 per il Camaro. E proprio Città di Sant'Agata, Città di Scordia, Biancavilla e Camara disputeranno i playoff. È stata una stagione molto travagliata, sicuramente qualche squadra ha deluso. Io credo che il Paternò avrebbe potuto e dovuto fare un po' di più. Daniele ha perso probabilmente il treno nella parte più importante della stagione e poi è stato difficile recuperare soprattutto nei confronti del Camaro. Sì, ha costruito una squadra anche loro importante, iniziando una società dietro importante. Certo. Però hanno steccato troppe partite all'inizio, quando tu stecchi troppe partite... Soprattutto in eccellenza è difficile poi recuperare. È difficile recuperare e poi non sono arrivati neanche a treno playoff. Giustamente la società, credo che a dicembre abbiano cercato di togliere qualcosina. Perché... Ma le squadre non si fanno a dicembre, lo vogliamo gridare, tu che sei un giocatore? Lo so, però magari per risparmiare, io mi dispiace dirlo anche, però non si deve risparmiare. Non si 100 euro, 200 euro... Fate le squadre, se le volete fare, fate le squadre subito forti. Così siete più tranquilli e è andato al sicuro. Mentre invece voglio parlare del Biancavilla con Francesco. Biancavilla che anche lui ha avuto una stagione travagliata, prima Gaspare Cacciola, poi è andato Napoli, poi è ritornato Cacciola, un po' di confusione. Sai, ma pensavo proprio questo, guardando la classifica, certo le sorprese sicuramente sono Città di Messina e Camarro. Sì. Non tanto il Sant'Agata, perché il Sant'Agata ha allenato da Bellinfia. Una garanzia soprattutto per questa categoria. E forse un po' di delusione il Biancavilla, perché se noi andiamo a guardare l'organico che è il Biancavilla,
Penso che era forse la squadra che doveva vincere il torneo. E invece rischia adesso... Ora diventa dura, perché se noi andiamo a vedere le 4 squadre che faranno i playoff, chiunque potrà vincere questi playoff. È vero. Il Sant'Agata giocherà contro... Forse qualcosina in meno, forse il Camaro. Il Camaro, sì. Ma è una neopromossa. È una neopromossa, ci può anche stare. Ha fatto oltre il dovuto. È vero, Scordia e Biancavilla invece si battaglieranno per poi andarsi a giocare la finalissima del girone. Anche secondo me una delle due lo vincerà. Tra Scordia e Biancavilla. Tra Scordia e Biancavilla. Quindi addirittura metti fuori il Città di Messina, il Città di Sant'Agata di Bellinvia, che sulla carta è l'unico ad avere 2 risultati su 3. Sì, è vero questo, però se noi guardiamo l'andazzo del campionato, andiamo a vedere lo Scordia ha perso, se non erro, solo una gara. Sì. Quindi soprattutto nel girone di ritorno hanno inquadrato bene. Eccola qua la classifica, appunto Città di Sant'Agata, e alla fine è arrivato 2 punti in meno del Città di Sant'Agata. Sì, ha tutte le carte regola per giocarsela con chiunque, come del resto anche il Biancavilla. È vero. È allenata da pensa bene. Sì, è un allenatore importante, quindi ha tutte le credenziali per battagliare. Una squadra che perde una sola gara significa abbastanza quadrata. E come? E soprattutto ha voglia di ritornare nel calcio che conta, o quantomeno farsi un campionato di interregionale. Però sappiamo tutti che in eccellenza c'è tutta questa... Certo, però è anche vero che quando parliamo di eccellenza, seconda classificata nel girone, poi c'è tutta questa trafila dei nazionali che è un dispendio di energie economiche anche, non di poco conto, bisogna essere poi preparati per questo. Certo, e come? Bene, io mi fermo, voglio intanto salutare giustamente Daniele Pandolfo. Grazie per essere È stata per te una stagione a Favara più che positiva? Sì, dai, alla fine l'obiettivo era quello della salvezza. Sì. È stata una stagione anche per noi un po' travagliata, dispiace per Favara perché per me la piazza ha fame di calcio e Favara, però anche se è un paesino, ci vuole un grosso imprenditore, magari sono tanti imprenditori, però tanti amici che mettono qualcosa, però... Rimani a Favara per la prossima stagione? Solita battuta che faccio a tutti i giocatori che vengono a penalty play, perché ormai chiaramente non dico che è iniziato il calciomercato, ma siamo a buon punto. Non ti preoccupare che poi gliela faccio anche a Francesco questa domanda. Prossima settimana avremo la cena e saluterò il Favara, e poi vedremo che cosa succederà. L'estate è lunga, intanto c'è un po' di mare che ti attende. Esatto, devo prendere un po' di sole che sono bianco. Benissimo, grazie a Daniele. Ricollegandoci sempre al discorso del campionato di eccellenza, abbiamo detto che il campionato è stato vinto dalla Città di Messina meritatamente. Proprio ieri a penalty abbiamo presentato una clip riassuntiva, soprattutto nella partita poi vinta contro il Camaro, a dimostrazione di una grandissima organizzazione societaria, una squadra che approda alla prossima stagione nel tanto sospirato campionato di Serie D. Guardiamoci questa clip, poi rientreremo dopo la pubblicità e soprattutto parleremo di promozione e di prima categoria. Guardiamoci la clip. Sì, abbiamo fatto una cavalcata trionfale dopo la sconfitta di Rosolini, abbiamo inanellato 18 risultati consecutivi soltanto con 2 pareggi, con 3 pareggi, Scordia andata e ritorno e oggi qui a Camaro, quindi con 2 signore squadre. Sicuramente abbiamo fatto un grande girone di ritorno e parte finale del girone di andata. Beh, diciamo che come filosofia che ho subito detto ai ragazzi, quella mia è quella di giocare una partita per volta per vincere, perché non gioca mai nessuno per perdere. Sicuramente magari pensare di arrivare così alla vittoria del campionato con 2 giornate d'anticipo, sicuramente no. Però pian pianino, vedendo e confrontandoci con le squadre, diciamo queste squadre di livello, abbiamo visto che ci potevamo stare. Magari ci sono stati dei passaggi come la vittoria di Sant'Agata, il pareggio a Scordia, la vittoria di Sant'Agata,
noi abbiamo preso un genere di andato, un filotto, perché il calendario è stato particolare, avevamo tutte le squadre più forti alla fine, dove tutti ci aspettavano infortunio, il calendario, le cose, dove noi abbiamo girato il campionato facendo 4 vittorie consecutive, Sant'Agata, Biancavilla, Pistolina e Camaro, e poi pure l'ultima con Ragusa, e quindi abbiamo rigirato il campionato e poi abbiamo continuato a correre, quindi sicuramente in quel momento è nata in noi poi la convinzione proprio certa di potercela giocare fino in fondo. Ma il segreto è il gruppo, l'organizzazione, riuscire a organizzare la società in scala piramidale. Io che è vero che sono il presidente, ma poi a cascata sotto di me ci sono una serie di direttori che ognuno deve seguire un proprio comparto. Noi lavoriamo al compartimento stagne, dove ognuno di loro non si deve andare a calpestare i piedi. E se il lavoro fatto bene paga sempre. Città di Messina credo di avere il diritto di avere una casa. Una casa significa dove poter allocare gli indumenti tecnici, dove poter mettere una lavanderia, dove poter mettere una segreteria, una sede e poter programmare, perché nel mondo del calcio non si inventa nulla. Lo abbiamo visto in questi ultimi 10 anni, dove una serie di personaggi sono venuti, hanno usurpato il titolo della prima squadra, e poi voglio dire i risultati si sono visti, ahimè, sul campo e fuori dal campo. Io già 2 anni fa avevo sposato il progetto del Città di Messina, quindi sono orgoglioso e onorato di proseguirlo in Serie D con loro. Poi per quanto riguarda il fatto del trascinatore non sono solo io, perché vedi Bombara, Fabrizio, ma non dobbiamo sottovalutare anche i ragazzini, perché come noi diamo una mano ai ragazzini, i ragazzini danno una mano a noi. E se io sono stato uno dei trascinatori è solo merito al gruppo. È stato la vera svolta, cioè credere mentalmente in noi e sapere essere consci della nostra forza.
esclusivista per la Sicilia del marchio Mobilfer. Infoline 336 9207 27. Ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:30 sino alle 15:30 l'approfondimento sportivo a Penalty Play, un approfondimento tra un caffè e un digestivo, ogni giorno un approfondimento diverso. Oggi lunedì facciamo un approfondimento legato al mondo del calcio dilettantistico, anche se quest'oggi abbiamo dedicato almeno una ventina di minuti al big match del Massimino di questa sera insieme a Gianluca Virgillito. Domani l'approfondimento, attenzione, sarà molto importante perché è legato al mondo del calcio giovanile. Mercoledì invece ritorneremo a parlare di Lega Pro, il giovedì anche, e poi il venerdì l'approfondimento in previsione della domenica sportiva dilettantistica siciliana. Parliamo del campionato di promozione che si è concluso chiaramente ieri. Abbiamo subito la classifica del girone A, eccola qui, dove il Partinico Audace raggiunge meritatamente, devo dire, il campionato di eccellenza, e poi abbiamo il Salemi e il Castellammare che invece disputeranno i play-off. Proseguiamo. Dopo il girone A, un girone B molto interessante. Guardiamo la schermata della classifica finale, un girone B vinto dal Geraci, e addirittura il Ganci con 68 punti va già direttamente ai playoff finali, in modo che insomma di tentare l'eventuale aggancio al campionato di eccellenza la prossima stagione. Vado di fretta perché adesso vi voglio parlare nel dettaglio del girone C, anche perché abbiamo un ospite, un allenatore dell'Ineri Mister Bianco, che ha disputato appunto il campionato di promozione girone C. Guardiamo la classifica, che è stata vinta indubbiamente da una squadra inaspettata, soprattutto perché nessuno poteva mai immaginare che la Ionica insomma avesse la meglio nei confronti di una Terme Vigliatore sicuramente forse più mentalizzata e più preparata per il salto di categoria. Francesco, allora, che diciamo? Intanto sulla Ionica, tu l'hai incontrata, sì, che te ne passa? La Ionica del mio carissimo amico Moschella. La Ionica è una squadra quadrata, squadra che non, diciamo, non ha vinto il campionato oggi, ma l'ha vinto negli anni. Perché da un paio d'anni, se noi ricordiamo, l'anno scorso ha perso la finale playoff col Città di Messina, non perdendo una partita. Sì, è vero. Quest'anno ha perso solamente una gara. Era già mentalizzata già dalla scorsa stagione, grosso no? settore giovanile alle spalle, dove ci sono molti giovani interessanti, fra i quali il portiere Gugliotta. L'anno scorso ha vinto il Penalty Awards e quest'anno era nella di rappresentativa regionale juniores di categoria, promozione eccellenza. Forse come organico, secondo me, a mio modesto parere, il Terme è più forte, aveva qualcosa in meno del Terme Vigliatore, però era più squadra. È vero. Più squadra, magari perché forse il Terme è stata costruita proprio quest'anno, e invece la Ionica è da un paio d'anni che preparava, secondo me, te è già pronta salto anche per la prossima stagione del campionato di eccellenza, che sicuramente sarà molto più impegnativo? Secondo me sì, sarà molto più impegnativo sicuramente, però secondo me inserendo 2 o 3 pedine si potrà salvare tranquillamente. Terme Vigliatore che va ai playoff a questo punto come squadra da battere. Sì, come squadra da battere sicuramente, anche perché la classifica dice questo. Però la Tirrenia ha anch'essa dei personaggi importanti nella sua rosa, fra i quali la Guidara. Chiaramente giocherà 3 risultati su 2 però. Sicuramente, giocherà in casa. Certo. E forse arriva anche con più entusiasmo, dopo aver vinto lo scontro diretto con la Tirrenia, fuori casa. È vero, ho detto 3 risultati su 2, non c'entra niente, 2 risultati su 3, vabbè, abbiamo capito. E invece parliamo di questa tua squadra, questa stagione, la Lineri Mister Bianco. In società sono dell'idea che ti hanno detto fai un campionato tranquillo, salviamo intanto la squadra e poi tutto quello che arriva ben venga. Secondo me per un attimo ci avete pensato di entrare nel gruppo dei playoff. Ma sai Ettore, noi del resto andiamo avanti giornata dopo giornata. Sin dall'inizio magari la partenza è stata terribile per tanti fattori, perché magari io inesperto, società inesperta, molti ragazzi esordienti, però alla fine abbiamo fatto un ottimo campionato, partiamo da questa base. Secondo te cosa è mancato nel tuo gruppo?
per cercare di agganciare i playoff. A volte nel calcio non conta solo, sono tanti gli aspetti dove si può vincere una partita, magari gli episodi, il calcio di rigore, la sfortuna, la preparazione atletica, la mentalità dei ragazzi. Forse secondo me a noi è mancata l'inesperienza sia da parte mia in primis, perché sono un esordiente. Mi piace perché ti metti sempre in gioco, come tutta Francesco. Questa è una nota positiva sicuramente. Infatti, sulla tua stiamo personalità. cercando di crescere insieme, ma soprattutto anche dei ragazzi, molti ragazzi di valore assoluto per la categoria, però che magari si approcciavano per la prima volta a questa categoria, quindi, ma non che gli mancava qualcosa a livello tattico-tecnico, ma a livello di mentalità. Magari allora vuol dire che hai buttato le basi per la prossima stagione, magari con qualche altro piccolo ritocco potresti pensare di agganciare un progetto più ampio proprio la prossima stagione. Secondo me nel calcio bisogna avere della crescita, se non c'è crescita Certo. Noi siamo una piccola realtà, non facciamo mai il passo più lungo della nostra gamba, assolutamente. Andiamo avanti giorno dopo giorno. Però c'è dell'ottimismo. Sì, ma sicuramente, Bene, perché già una questa è società una cosa serena, importante. tranquilla, vuole divertirsi, non ha grilli per la testa. Giocate al Torruccio La Piana voi? Sì, non giochiamo al giocate Torruccio La Piana per Marittimo nostra Mazzola? scelta, perché una volta che ci alleniamo là non ha senso andare a giocare in un campo in erba, Certo. anche se di erba poi è rimasto poco. È rimasto molto poco, però almeno avete anche un'identità ma noi, più chiara. Noi quella è la nostra casa. Benissimo, benissimo. E allora vedremo cosa succederà la prossima stagione. Vedremo invece cosa succederà adesso nei playoff del girone D del campionato di promozione, campionato stravinto già abbondantemente da parecchie settimane dal Marina di Ragusa, che chiude la classifica con 72 punti, 67 punti per il Santa Croce, 66 per il Mister Bianco, 55 per il Floridia e poi a seguire 50 lo Sporting Priolo, 44 il New Modica, 41 lo Sporting Augusta. Chiaramente ci sarà questo big match nei play-off tra Santa Croce e Mister Bianco. Caro Francesco, e nel frattempo possiamo già vedere anche qualche immagine del Santa Croce, io credo che sarà probabilmente il big match più importante tra i play-off del campionato di promozione. Due squadre che vogliono assolutamente andare avanti di categoria. Il Mister Bianco li ho visti fino a ieri in partita contro il Marina di Ragusa. Il Santa Croce non lo conosco. Il Marina di Ragusa era in vacanza però. No, vabbè, in vacanza relativo. Sì, però, hanno fatto la sua onesta partita. Avevano il costume sotto i pantaloncini. Magari il Mister Bianco aveva più rabbia, perché è ovvio, una squadra è costretta a vincere, ha fatto il suo dovere. Santa Croce, come dicevo, non lo conosco. Conosco il mister Lucenti, persona preparatissima. Santa Croce l'anno scorso, se non ricordo male, ha fatto i playoff. Quindi magari già programmavano questo salto di qualità. Però certo, è una partita sempre da giocare. Il Mister Bianco non è da meno, è gente importante in rosa. È vero, è vero. Quindi se ne andrà a giocare tranquillamente. E vedremo che cosa succederà. Vedremo. Certo, sarà Santa Croce gioca in casa, casa, gioca in casa. Sì, gioca perché in c'ha casa, la possibilità del doppio risultato. Io questa cosa in casa, fuori casa. Sì, lo so, perché tu per esperienza i playoff li hai vinti addirittura sicuramente da troverà magari molto pubblico, perché giustamente là ci tengono, però non è che non c'è nulla gente scritto. che non abbia mai giocato a calcio. Non c'è nulla scritto. Quindi non c'è nulla scritto. È il problema? Voltiamo pagina, siamo quasi in chiusura, salto velocemente alcuni gironi del campionato di prima categoria, spiazzo probabilmente la regia, ma sicuramente mi sta ascoltando, perché adesso andiamo dritti verso il girone D e parliamo della Virtus Milazzo. Virtus Milazzo che sicuramente insieme all'Academy Milazzo ha dettato leggi appunto nel girone D del campionato di prima categoria. La regia come al solito è sempre molto attenta. Virtus Milazzo con 61 punti e il Milazzo con 60, il Milazzo Academy. Milazzo che ha veramente a questo punto bisogno di ritornare, non dico in eccellenza, ma anche in Serie D. Francesco, non so se sei d'accordo. Ma certo, l'anno scorso ha fatto i playoff di eccellenza, quest'anno si ritrova in prima categoria, però come vedo si sono attrezzati per andare subito in promozione. Certo, peccato, due squadre nello stesso paese, non so la realtà, non la conosco. Il Milazzo Academy cura soprattutto però i forse settori magari giovanili. unire le forze sarebbe l'ideale.
Ma su questo unire le forze io sono sempre molto titubante, perché appena le forze si uniscono scoppiano, nel senso che poi dopo non vanno mai più d'accordo. Allora se si cammina singolarmente c'è più possibilità, appena le squadre, le società decidono di certo, magari hanno idee diverse, e allora forse è meglio lasciare così le cose e non se ne parla. Girone E adesso, parliamo dello Sporting Taormina. Anche lui, insomma, nome blasomato e che a questo punto ritorna prepotentemente nel campionato di promozione. Vedremo come andrà a finire anche per la prossima stagione. Da notare che abbiamo appunto un playoff interessante, perché abbiamo l'Aci San Filippo che gioca già direttamente la finale playoff e lo scontro Valdinisi contro Aci Catena. Aci Catena, ieri abbiamo avuto ospite il presidente Ponticello, un po' scoraggiato perché forse evidentemente i tifosi aspettavano di più, però secondo me il presidente più di quello che ha fatto non poteva, ha portato ancora per il secondo anno consecutivo la squadra ai playoff. Infatti questa è la seconda stagione che l'Aci Catena arriva ai playoff. Certo, forse magari tu ne sai qualcosa perché le hai battute nei playoff, nella finalissima, sì, negli istanti finali. Ricordi indelebili, indimenticabili, certo. È partita stranissima. Questo è il calcio, no? Questo è il calcio. Quindi io credo che comunque alla fine Aci Catena si deve rendere conto che un presidente come Ponticello ha fatto tutto quello che poteva, adesso certamente si magari la piazza, nei playoff. Diciamo che la piazza è molto esigente, questo sì, perché magari ha un passato calcistico, però certe volte bisogna capire anche il contesto dove si gioca e per quali obiettivi si gioca e i periodi un po' bui, certo, quindi magari hanno le sue difficoltà, andrà a giocarsi i playoff, già è un buon traguardo arrivare ai playoff. Bene, allora abbiamo chiuso la puntata odierna di Penalty Play, l'approfondimento legato al mondo del calcio dilettantistico che ieri ha concluso la sua stagione regolare. Adesso partiranno i playoff e i playout che noi di Penalty e noi di Penalty Play seguiremo chiaramente in prima persona. Volevo ringraziare Francesco Insanguine per questa sua squisita disponibilità, tra l'altro intenditore vedo di molte categorie, non soltanto quelle legate al mondo della promozione. Seguo i dilettanti in particolare. In particolare, tifiamo Troina chiaramente ha sprombattuto senza nessun problema. Grazie dunque a Francesco, buon proseguo non di stagione perché la stagione è finita, un po' di mare e poi dopo si ricomincia da capo. Sì, intanto ci riposiamo, buonasera. Grazie a Francesco Insanguine, io mi congedo da voi, vi do appuntamento domani pomeriggio come al solito a partire dalle 14:30, domani l'approfondimento è legato al mondo dei settori giovanili, al mondo anche del calcio giovanile, quindi gli allievi regionali e i giovanissimi regionali e poi naturalmente ci prepariamo anche alla puntata del mercoledì che sarà ampiamente dedicata al big match che si giocherà questa sera all'Angelo Massimino tra Catania e Trapani. Grazie a tutti per la visione, vi ricordo che questa puntata è andata in onda anche su Facebook in diretta, la potrete anche rivedere chiaramente a partire da domani anche sulla pagina diretta di Penalty Play. Grazie ancora, buonasera, voglio ringraziare naturalmente la parte tecnica guidata oggi da Angelo Pandolfo insieme a Roberto Di Marco e al nostro Andrea Salerno. Grazie a tutti, appuntamento a domani. La vita è un soffio, corre come il vento, c'è un campo verde ed io non so spiegarti come. Il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare amore mio, vinci per me, tu che sai come fare, corri per me, tu che sai dove andare, sei il campione della vita e se tutto è un campionato con la strada in salita, non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Vincere è la ragione per cui tu sei nato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Vinci per me, tu che sai come fare, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.